siete degli intenditori, perché questa sera avete l'occasione di ascoltare le parole del professor Bonaga. Avremo il piacere di abbeverarci alla sua fonte del sapere e navigheremo in questo mare dove ci racconterà un bel po' di cose. E il tema della serata era pensieri tra terra e acqua. Avete posto voi questo? Sì, perché in realtà noi viviamo tra la terra. No, perché è molto poetico. È molto poetico, ma stavo per dire in realtà che il tema che tu tratterai e che in queste telefonate che ci siamo fatti, dove tu cercavi me, io cercavo te, ma non ci trovavamo, ci siamo mandati dei messaggi e poi insomma vabbè, alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora, mi hai detto che il titolo è in realtà la metafora del fiume tra metafisica e politica, quindi staremo ad ascoltare. Io adesso cederei la parola subito al professor Bonaga e poi io e Leandro faremo così delle incursioni nei suoi argomenti, magari anche dissentendo da quello che dice, criticando il suo pensiero. Magari. Anche voi siete invitati, grazie di essere qui, avete colto proprio questa occasione, perché posso dire che non è sempre così facile avere un ospite come il professor Bonaga e consentitemi di fare un bel applauso di benvenuto. Quindi cedo subito la parola. Sì. Rilevo una certa sopravvalutazione di me nei vostri discorsi. Ma no, assolutamente. Siamo fatti vostri. Fra l'altro delta incontri, mi verrebbe da dire, come scrisse l'Economist su Berlusconi, Bonaga is not fitting di occuparsi, cioè non è adatto a occuparsi dei delta, non sono mai venuto, non parlerò del territorio. Beh, sarà un motivo per tornare e per conoscerlo. Ho accettato, diciamo, gli insistenti, anche inspiegabili inviti di Alessandra nei miei confronti, poi alla fine dico sempre di sì. Ma io ci tenevo, perché poi alla fine di questa serata sarete contenti. Non si sa. E dunque ho accettato di partire dal tema del fiume per una breve riflessione sul divenire, e poi le cose che mi interessano più sono la politica, diciamo così, dal punto di vista teorico, una riflessione sulla crisi, e vediamo di fare dei passaggini che abbiano senso. Spero di non essere, io dico anche delle cose molto semplici, guardate, quindi non è che si inventa niente di speciale, ma insomma siamo così. Anche perché l'acqua, chiunque ha fatto un po' di liceo, prima liceo, il primo filosofo, detto ilosoista, perché pensava che da trovare all'origine l'archè, cioè l'origine di tutte le cose negli elementi, diciamo, e parla dell'acqua sulla base della normale osservazione che tutta la vita, diciamo, è generata dall'umidità, eccetera. Quindi già l'acqua, perché tendenzialmente cominciano con i 4 elementi, diciamo, insistono molto nella visione, anche nell'immaginario dei primi, diciamo, filosofi. Anzi, vi dico una cosa a cui io tengo, perché io non sono per niente, non sono neanche un filosofo, diciamo la verità, io sono uno che insegna filosofia, che c'è una bella differenza, filosofi ce n'è 2 o 3 in un secolo, io non appartengo a quelle. E tuttavia c'è un'altra cosa interessante della filosofia, che viene prima della filosofia come ricerca autonoma della verità, eccetera, e come dicevano i greci, il bios philosophos, cioè una vita filosofica. Per cui la vecchia traduzione di filosofia come amore della saggezza, questa filia, questa amicizia verso la saggezza, è legata alla vita. Cioè a me interessa, dicevano loro, e anche a me, una vita filosofica, che vuol dire una vita spesa secondo... Ma perdonami che subito mi viene da farti la domanda. Quando si dice, vabbè, prendi la vita con filosofia, è una stronzata. Sembra un luogo comune, invece in realtà che cos'è? Ma no, prendi la vita con filosofia, vuol dire dagliela su, fregane, give it up, come dicono gli americani. È una frasetta, c'è un mucchio di frasi che non vogliono quasi dire niente. Certo, se uno la interrogasse su, allora fai in modo che la tua vita si accordi con la saggezza in questo caso, ma non è quello che vuole dire. E la saggezza, naturalmente, ad esempio, nel bios filosofo, è avere una vita coerente con i propri valori, con le proprie idee, indipendentemente dal fatto che a un certo momento si autonomizza la filosofia, diventa uno strumento di riflessione. Ad esempio, anche questa ve la dico, per
perché poi io vorrei anche passare velocemente sulla filosofia per parlare di politica, che mi interessa di più. C'è una curiosa versione invece di Heidegger della parola filosofia, in cui lui inverte la cosa, dice, per cui saremo tutti filosofi. La filosofia non è l'amore per la sapienza, la saggezza, ma è il philein, cioè la familiarità, l'amicizia con l'essere. La sofia del philein, diciamo, cioè un sapere, il rapporto diretto di familiarità con l'essere, dove appunto inverte le parole. Da questo punto di vista per Heidegger siamo tutti filosofi, perché ognuno di noi ha rapporto con l'essere, e non solo filosofi quelli che focalizzano la filosofia come terreno del loro interesse, ma la vita in qualche modo. Heidegger ripresenta quella che era all'origine della riflessione, perché nasce prima l'aggettivo greco filosofos, bios vita filosofos, piuttosto che filosofia come sapere autonomizzato. Vieni. Ma sai quello chiedere o vuoi dire qualcosa? No, mi viene da pensare, io ritorno sempre tra terra e acqua, e quindi ritorno al fiume. I temi della filosofia sono temi impegnativi, non sempre vengono compresi, in realtà è una materia abbastanza, insomma, un po' ostica. Con Leandro parlavamo in questi giorni, butto un tema abbastanza forte, il fatto che il fiume sia la madre, sia il padre della vita, e che molto spesso chi decide di lasciare questa terra sceglie il fiume per lasciarsi andare. In questo c'è proprio passare a miglior vita. Il fiume in questo c'è allora vedi. Paradossalmente molto legata allora, al fiume. Posso chiederti vicino al microfono perché forse non sentono, vero? Sempre quella specie di cose che sapete, più o meno, che ha fatto il liceo un po' di filosofia, sa le cose che dicono, non dico le cose niente di speciale, per adesso almeno, insomma, Dunque il fuoco di Eraclito è la famosa non ci si bagna mai due volte Pantarei, quella che sanno tutti, anche i bambini, insomma, Pantarei, tutto scorre. E io volevo fare un passaggio sul tema del fiume come grande metafora del divenire dal punto di vista filosofico, perché è curioso qualcosa che è lo stesso pur non essendo mai lo stesso. E su questo breve riflessione, poi interrompi se vuoi, ma prova ad andare avanti un attimo. Sì, io interrompo. Sì, interrompe pure. E dunque diceva Eraclito, il logos, che è fuoco, cioè continuo mutamento, e una delle metafore che lui usava è: non ci si bagna mai nella stessa acqua del fiume. Non solo, ma diviene il fiume e diviene anche l'uomo che si bagna. Non c'è niente di fermo nel divenire, cosa peraltro assolutamente ormai tranquilla anche dal punto di vista della fisica, no? O dal punto di vista darwiniano. Nella Bibbia sembrano che le specie fatte da Dio sono sempre rimaste uguali degli animali. Sappiamo da Darwin che, diciamo, si parte addirittura da onde, diciamo, dell'universo per arrivare a atomi, eccetera, tutto lo sviluppo. E tuttavia è interessante il fiume e il fascino anche che ha il fiume. Il fiume non ha solo un grande potenziale pratico, diciamo, c'è l'acqua, ma quasi tutte le città si sono tendenzialmente insediate nei fiumi, no? E appunto il fiume, oltre ad avere una caratteristica funzionale per la società, è sempre una grandissima metafora. E insisto sul fatto che c'è qualcosa che non è mai se stesso, eppure dove è se stesso il fiume che non è mai se stesso? E in qualche modo siamo di fronte a qualcosa che si potrebbe chiamare una specie di vertigine del divenire, nel senso che cosa è che è uguale nello scorrere del fiume? Materialmente il fiume non è mai lo stesso, però la parola fiume è sempre uguale, nel senso che ciò che fissa il divenire è il linguaggio. Questo lo dice anche Nietzsche. Cos'è il linguaggio? Noi cogliamo forse la realtà delle cose quando diciamo un nome,
Il nome in realtà fissa un'identità di qualcosa che non è mai identico a se stesso. Tutte le cose si trasformano, naturalmente con la fisica atomica, subatomica, sappiamo ampiamente queste cose anche dal punto di vista della scienza, no? Non c'è un attimo in cui è immobile una cosa, elettroni, particelle subatomiche, eccetera. E tuttavia il linguaggio, potremmo dire, è l'essere del divenire, è ciò che per ragioni anche pratiche non puoi, come posso dire, non puoi affidarti alla corrente, non puoi dire non è mai, qualcosa è il fiume, poi il fiume prende anche un suo nome. In Alice nel Paese delle Meraviglie, che è un libro meraviglioso per adulti, e purtroppo lo leggono i bambini, c'è un passaggio, qual è il nome del fiume? Dice Humpty Dumpty a Alice, e lei dice fiume, sì, ma fiume è il nome del fiume, ma il nome del fiume qual è? E questo all'infinito, il nome del nome, anche il nome ha un nome. E questo passaggio vertiginoso di qualcosa che non è mai lo stesso, eppure deve essere fissato per poterne avere un controllo, se non altro intellettuale. E salto, ho messo Aristotele, risparmio. Questa era la metafisica? Ma no, due battute, sì, ma visto che la faccio troppo lunga, volevo parlare anche un po' di Aristotele, ma la lasciamo perdere. Però voglio arrivare a questo. Per tornare al fiume, ho fatto dei passaggi sul divenire. Ecco, una cosa però importante dire. E abbiamo detto, accennato ad Eraclito, accennato a Talete, la cosa più inquietante sono io, spento io col piede. Abbassato le luci. La cosa più vincolante nella storia del pensiero è la famosa affermazione invece di Parmenide che l'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere. Quindi come conciliare? È molto semplice. La frase in sé è apparentemente semplice. Questo naturalmente, il fatto che l'essere è e non può non essere non è e non può essere, pone il problema enorme di come concepire l'unità dell'essere con la molteplicità degli esseri, degli enti, diciamo così, come si dice. Come giustificare appunto, ad esempio, l'unità del fiume con la molteplicità dei suoi elementi? Come giustificare che la verità è una, diciamo, con il fatto che invece le cose sono tante? Vi risparmio i passaggi che ho capito che la farei troppo lunga, però l'avrei menato un po', però siete anche in ritardo. Però era doveroso, cioè la filosofia è questa, anche se si dice che la filosofia, un altro luogo comune, è difficile. Ma guardate, dovrebbe capire cosa vuol dire difficile da questo punto di vista. Impegnativo, voglio dire, è difficile anche fare 100 metri, è difficile anche giocare a pallacanestro, bisogna allenarsi, insomma, se uno si allena non è difficile, se uno non si allena. Io infatti, come forse dirò dopo, se i politici si allenassero un po' più a fare i politici, magari sarebbero meglio a fare 100 metri. Non si allenano. Questa è la seconda parte del sì, titolo. Che la vorrei fare un po' più organizzata. Ma stavo dicendo, l'essere della parola che fissa il divenire, esso stesso, l'essere della parola, è soggetto, come ogni significato, al gioco linguistico in cui è preso. Questo ve la dico perché è carina e non ci si pensa, quelli che poi non fanno filosofia magari non hanno sentito dire. Non esiste il significato delle parole. Wittgenstein dà una definizione deliziosa, per me insuperabile, del significato delle parole. Il significato di una parola sono le istruzioni per l'uso di questa parola in un gioco linguistico. Non c'è un significato originario. Il gioco linguistico del vocabolario, ad esempio, è quello di definire la parola secondo l'uso più frequente o secondo la sua apparizione nella storia della letteratura. Ma nella conversazione ogni parola può voler dire qualunque cosa. E non solo, ma la parola patente non è necessariamente quella che ti indica il senso della parola. Facciamo 3 esempi banali. Come quando incontri qualcuno e dici come va? E lui ti dice bene, basta. Se vai dal medico e ti dici come va in questo caso, mi vuoi dire per favore tutte le tue malattie? Ma se tu incontri uno per la strada come va, e questo ti risponde, se avevo male alla spalla ieri, male al ginocchio, ti dice che cacchio stai dicendo? Ma ancora un'altra cosa sul gioco linguistico della verità, le cose che capita alla gente. Uno incontra una sua amica e dice tanto che non ti sai che sei ingrassata?
E questa ci rimane questa male. è una cosa terribile. E questa ci rimane male e lei ti guarda con aria sorridente e dice: ma guarda che io dico sempre la verità. Allora tu gli dovresti dire no, tu sei una, posso dire, una stronza, perché il gioco della verità è il gioco della descrizione degli stati di fatto. La verità esiste solo all'interno di proposizioni che descrivono lo stato delle cose. Se tu vai dal dietologo che ti dice che sei grasso, il gioco linguistico è quello che lui, assieme a te, deve descrivere lo stato di cose. Quando tu incontri qualcuno e dice che sei grasso, che sei invecchiato, non è uno che dice la verità, è un caffone, ve lo dico, vi rassicuro su questo, perché il gioco della verità riguarda solo, ci si mette d'accordo sui giochi linguistici implicitamente, riguarda cosa lo stato. È come ancora, per finire, quelli che cui dici sai che ora è, lui dice sì, oppure hai una sigaretta, sì. In realtà hai una sigaretta, vuol dire dammene una. Dammi una sigaretta, al di là perché il gioco linguistico è quello che definisce l'istruzione per l'uso. Cosa vuol dire l'istruzione? Il significato lo comprendi quando sai cosa farne di quella parola. In questo caso, se uno ti dice appunto hai una sigaretta, tu dici sì, non sai più cosa farne. Questo dicevo, d'altronde, quando la parola fissa, diciamo, il divenire, essa stessa è soggetta al divenire, non solo perché nella conversazione dicevamo, ma pensate anche il fiume che hanno usato, la vita è un fiume, tutte le metafore, parola usata, addirittura Nietzsche diceva che ogni concetto è una metafora, ovvero un uscire fuori, un trasferimento. La vita è un fiume di lacrime, un fiume di parole, ma addirittura Old Man River, che vuol dire l'uomo fiume, eccetera, eccetera. E dunque l'osservazione sul gioco linguistico, diciamo, e il significato delle parole inteso come istruzioni per l'uso, vorrei, anche se l'ho saltata molto questa prima parte, vorrei passare a quello che mi interessa più, che è la politica. Proprio e noi aspettiamo questo. Partendo dalla polis. Qual è il significato della parola politico? Allora, non so cosa dire, fra i fighetti o gli scemi, sono tutti contenti perché viene dalla parola polis, che in greco vuol dire la città, e chi si occupa della città. E sembra che quella sia. Ora, per capire fino in fondo cos'è il significato di politico, bisognerebbe reperire tutti i contesti in cui la parola politica o politica è usata e la fenomenologia di questi contesti e scoprire in quantità di modi si usa la parola politico. Ma tuttavia anche quelli che pensano che il significato delle parole sia la loro origine, che non ha niente a che vedere, anche se si dice che la politica viene dal polis, la città, nella città greca, la comunità, la società, c'era già innanzitutto il demos, da cui democrazia, che era il popolo organizzato, e c'era anche il laos, cioè quelli che adesso diremmo le banlieue, come si dice adesso, no? la zona attorno dove non votavano, non avevano soldi, non avevano proprietà, non avevano nulla. Ma anche all'interno del demos c'era il polites e l'idiotes. Se io do a uno dell'idiota non è contento, all'origine voleva dire cittadino privato, il polizia è il cittadino pubblico che fa parte dell'attività pubblica, quindi già solo della polis, diciamo, abbiamo già una configurazione plurale dello stato della polis. D'altronde gli idiotes, diciamo appunto i cittadini privati, sono quelli che sono stati superati nel 79, nell'89 in Francia con la parola citoyen. Citoyen in francese vuol dire cittadino attivo, è su questo che voglio fare il mio discorso, il discorso che mi interessa di più. Perché in realtà siamo tutti politici, no? Assolutamente sì, il fatto di nascere cittadini, il diritto non te lo dà la nascita dal punto di vista formale, te lo dà la nascita, ma dal punto di vista politico il dovere di cittadino è una forma di attività. Citoyen non è semplicemente quello che all'anagrafe è nato lì, è colui che si occupa della polis secondo
una cosa anche molto simpatica, che l'unica definizione di comunismo, anche un po' infantile, che è stata data al mondo, ce n'è una battuta di Lenin che dice che il comunismo è quella società in cui anche la cuoca, la cuciniera potrà governare, tanto saranno superate le condizioni antagonistiche, ma è una cosa anche poco. Ma anche quella cosa che dice Marx, da una parte sembra una cosa semplicissima e dall'altra una cosa molto interessante. Il comunismo è definito come quella società nella quale a ciascuno sarà dato secondo i propri bisogni e da ciascuno sarà chiesto secondo le proprie possibilità. Il tema che vorrei affrontare è che la seconda parte di questa frase è stata ampiamente ignorata dallo sviluppo delle democrazie occidentali, mentre si è cercato di dare risposta alla prima parte: di che cosa avete bisogno? Rilevo che la potenza, le vostre possibilità, potenza è l'ordine delle possibilità, non è l'ordine del Macht, della violenza, ma dell'insieme delle possibilità. Dal mio punto di vista, la mia tesi, che cercherò di articolare anche rapidamente: se tu non interroghi i cittadini dal punto di vista delle loro possibilità, non sei più in grado di rispondere nemmeno ai loro bisogni. Naturalmente, pur in piccolo, qua è un esempio di cittadinanza attiva, di autonomia, di auto-organizzazione su base della cultura, che, come dire, ha la potenza che ha, ma è molto interessante pensare che la potenza non è una categoria che puoi definire a priori. La potenza si sperimenta, non lo sai prima cosa puoi, nessuno sa cosa salta se non prova a saltare un ostacolo. E il mio tema, che è quello che voglio fare, è: chi si occupa della potenza dei cittadini? Siamo sicuri che i cittadini stessi e il sistema politico si interroghi nei termini di potenza e non solo nei termini di bisogno? Rilevo en passant che tutte le rivoluzioni, quella americana del 76, quella dell'89, 789, 917 in Russia, rispondono alla domanda: cosa possiamo? Non cosa ci dovete dare, di che cosa abbiamo bisogno, per favore dateci qualcosa. E dunque è un nuovo paradigma di riflessione su cui voglio intervenire. Ma lo diceva anche Kennedy: chiedetevi cosa potete fare voi per il vostro paese, non il vostro paese per voi. Ecco, e poi arriveremo anche lì, perché insomma sì, qualche domanda interessante sul certo signore. Le cose che mi interessa di più, voglio fare alcune riflessioni di quest'ora. Quella frase l'ha scritto un ghostwriter molto giovane a Kennedy, e tuttavia in inglese suona: cosa potete fare per il vostro paese. Io la radicalizzo: cosa potete fare voi per voi stessi? Non chiedetevi cosa il paese può fare, chiedetevi intanto cosa potete fare voi, senza nessuna ruffianata, nel piccolo, che è questa cosa, non è che, perché se voi mi sopravvalutate, io non vi sopravvaluto, nel piccolo di questa cosa. Siamo dentro a questo tipo di esperienza, no? Cosa possiamo fare? Voi state pensando alla potenza del vostro territorio, delle persone del vostro territorio. Viceversa, cosa succede adesso? Questo che mi interessa, un paradosso clamoroso. Lasciate, faccio una piccola citazione colta. Hobbes, dunque, i due modelli di sviluppo della società nell'Occidente, più o meno, sono un modello, diciamo, russo utopistico, da cui viene fuori in qualche modo anche Marx, il marxismo, eccetera, e il modello contrattualistico di quello di Hobbes. Cosa dice Hobbes nel contratto sociale, Leviatano, eccetera? I cittadini rinunciano alla loro libertà e la conferiscono, liberamente rinunciano alla libertà e la conferiscono al sovrano in cambio di un bene che giustamente Hobbes non chiama diritto, che è la sicurezza. Sicurezza verso l'esterno, sicurezza all'interno. Insistono, parlavamo con lei. Sì, perché questo è un tema di grande attualità e quindi tu me lo hai spiegato. È una pura anche sciocchezza il diritto alla sicurezza, è una pura sciocchezza il diritto alla salute. Bisognerebbe dire diritto al massimo della tutela della sicurezza, diritto al massimo della tutela della salute. Non è che se ho mal di testa è un vulnus al diritto, o se mi faccio una sbucciatura è il diritto che va in crisi. Tuttavia, se l'ospedale funziona, se ci sono i lampioni accesi invece che spenti, è uno sforzo per la tutela della sicurezza. Dunque Hobbes, che era più intelligente, diciamo, di Bossi, e questo praticamente sicuro, conferimento del potere assoluto al sovrano in cambio di un bene. Cosa succede nella società contemporanea? E questo è il modello ideologico sostenuto dal sistema politico e da stampa, dai media compreso.
sostiene che tu conferisci al sovrano, che nella forma singolare o plurale che sia al Parlamento, potere relativo, cioè potere di servizio, perché non solo il tuo potere viene verificato ogni 5 o 4 anni quanto è, ma concettualmente tutti i giorni tu mi servi male, sbagli. Quindi un potere limitato, relativo, quindi potere assoluto in cambio di un bene, che lui chiama end o good in inglese, sicurezza. In questo caso siamo conferimento di potere relativo, poi tu puoi anche fare il furbo a chiamare tuo cugino, ma è un reato, voglio dire, fai l'appalto con l'amico, ma è un reato, non dovresti farlo. In cambio di cosa? Welfare, questa volta davvero welfare nel senso etimologico, di benessere assoluto, che devo star bene. Quali sono le prestazioni di cittadinanza richieste oggi? Accreditate da tutti. Andare a votare, il 50% solo si va, e pagare le tasse, il 30% che può non pagare non le paga. Sulla base di 2 micro prestazioni di cittadinanza, una annuale, quell'altra quinquennale, un segnetino sulla carta, tutti si dicono e gli dicono che hanno diritto a, che va bene tutto, le scuole, le case, i treni, l'area, il vostro fiume, tutto. È possibile ciò? È possibile non capire che la crisi enorme della politica è la sua impotenza? Noi ancora funzioniamo con strutture politiche pensate 250 anni fa. C'è la parola chiave che bisogna cominciare a criticare: rappresentanza. È inevitabile la rappresentanza legislativa, non puoi farti le leggi nel tuo giardino naturalmente, ma un partito non si può più permettere di sognarsi, di raccontare che rappresenta qualche cosa. Non solo perché quando è nata la rappresentanza politica la società era stratificata, gli interessi all'interno di una classe o di un ceto erano coerenti. Gli operai avevano un interesse verticale, per così dire, che era tendenzialmente quello di lavorare, mangiare, dormire, vestirsi. Non facevano pilates, non vedevano la televisione, non andavano a giocare a tennis. Ma banalmente, dicevamo prima, se voi pensate, un operaio pendolare che ha un figlio che lavora ed è in affitto, è un operaio che ha la casa di proprietà, che abita vicino alla fabbrica, e un figlio che studia, cosa rappresenti sui trasporti, la scuola o l'IMU, no? Quindi non hai più quindi non ha più una funzione possibile se non puramente verbale. Io faccio riferimento voi capite che la società liquida ha scomposto le stratificazioni verticali e dunque non puoi più rappresentare nulla. Nello stesso tempo, ci puoi spiegare meglio cosa significa? Si parla di società liquida, anche di amori fluidi, adesso insomma c'è tutta questa terminologia, a proposito del fiume, fluxare, cioè, questi termini. Diciamo, purtroppo recente morto, più che novantenne, Zygmunt Bauman ha semplicemente elaborato questa città di cittadella che vuol dire una città non solida, cioè una città fluida, che non ha punti di riferimento fissi, da cui gli sciocchi, secondo me, poi do giudizi che mi pare, hanno pensato che siccome c'è la società liquida ci vuole il partito liquido, cioè praticamente un partito che rappresenta la società. E non so come dire, è come dire che per superare non so come dire, copiare la società, ma da quando mondo è mondo veramente la politica prende atto dello stato di cose esistenti e le trasforma in funzione delle sue esigenze. Non è che proprio se c'è un momento in cui c'è bisogno di corpi intermedi solidi, e quando io dico solidi dovrò dire cosa intendo per solidi, visto che ho appena fatto la critica della rappresentanza, perché normalmente la critica della rappresentanza la si fa, come posso dire, a parte subjekti, cioè dicendo voi non ci rappresentate, non ci sentiamo rappresentati da voi. A parte che i paradossi di questa roba sono veramente comici, perché ognuno penserebbe in 60 milioni che qualcuno rappresenta lui, che gli piace il dentifricio, la menta, il tè, questa idea che io non mi sento io addirittura rappresentato, e produce fra l'altro una crisi perenne di fiducia nel politico. Però mi verrebbe... Peraltro accredita questa idea, tu dammi fiducia e ci penso io, e soprattutto tu vai a votare, delle volte gli dicono anche, non a caso l'ultimo Renzi, penultimo Renzi, sulle turbine, le cose del mare, l'olio, non mi ricordo come si dice.
Sì, i gasificatori, le trivelle. Le trivelle ha detto state pure a casa, ad esempio. Dunque, com'è possibile, domanda, che una quantità enorme di esigenze dell'ambiente sociale possano essere soddisfatte da un sempre più ridotto personale politico, che al di là degli aspetti soggettivi, che c'è più bravi, meno bravi, voi sapete benissimo, no, non so che lo sapete benissimo, io so benissimo ad esempio che la federazione più importante del PD, che è quella di Bologna, come attività ha quella di telefonare e leggere il giornale, non fa nient'altro. Un'amministrazione, nel bene o nel male, comunque l'amministrazione ha dei compiti da svolgere, fosse l'autobus, bene o male fa qualcosa. Attualmente i politici di partiti che non ci sono più, ci sono i dirigenti senza partito, non fanno letteralmente nulla, feste, ovvero sì, primarie, festa dell'unità e elezioni. Io parlo di Bologna, che sono sicuro, magari voi siete bravissimi, non c'è un intervento su nulla: cultura, innovazione, integrazione, nomadi, ambiente, niente di niente. Si schierano, io sto un po' più di qua, un po' più di là, mi avvicino a più, sono diventato un po' più il nulla. Bene, nello stesso tempo il gioco delle parti terribile è che i cittadini hanno tutto da guadagnarsi psicologicamente, delegando tutto. O fai mo te con quella barzelletta, vai avanti te che mi scappa da ridere. Usavo con lei un'altra allegoria, ne parlavamo un attimo prima, tutti a casa, come se fossero, non so, prati interi di politici giovanissimi, oppure mamme incinta che adesso fra 30 anni genereranno giovani intelligentissimi, bravissimi, onestissimi, competentissimi. Questa è l'attesa. Dove li metti quelli lì? Dove li prendi degli altri? La metafora, l'allegoria che facevo: mi dai un bicchiere di vino, scusi, sì, sa di tappo, allora aspetti, vai nel magazzino, ci sono 300 bottiglie, ma se mandi via quelli lì, da dove vengono quegli altri? Bisognerà educare quelli lì, lo dico brutale, come si educano i politici se non intervengono i cittadini? Non con il loro voto, ma con l'attività di controllo, di proposta, di attivazione continua, nei limiti del loro possibile. Che ha soldi, che ha intelligenza, che ha progetti, che ha banalmente tempo libero. Un disoccupato, si diceva, a cui non puoi dare i soldi, ma a cui conferisci dignità, lo chiami, cosa possiamo fare? Anche ti faccio leggere un libro ai bambini, non ti do una lira, ma ti senti vivere. Non si vive di solo pane, si diceva una volta. Questa trasformazione che vorrei, facendo un piccolo salto di qualità teoretica, fondare su una teoria che si chiama teoria dei sistemi aperti, splendidamente realizzata da, io sono vecchio, l'uomo più intelligente che ho incontrato nella mia vita si chiamava Niklas Luhmann, era un sociologo tedesco, filosofo, eccetera, eccetera. Ho avuto la fortuna, essendo vecchio, di studiare con Deleuze, Foucault, Althusser, tutta la gente lì a Parigi. Mi hanno tutti impressionato, ma Luhmann mi ha sconvolto. Adesso sono cazzi miei, come si dice, me lo sono lasciato scappare. Banalmente, teorema della teoria dei sistemi aperti, è molto semplice. La complessità dell'ambiente, e cioè immaginate la società con tutte le domande, anche qui una parentesi, anche l'altro mito che bisogna ascoltare la gente, che in greco si direbbe la Sofia Koustiké, la saggezza che ti viene dall'orecchio. Ma tu raduni 20 persone, ognuno ti dice la sua. Uno vuole il semaforo lì, quell'altro là. La rotonda. La rotonda, no, la rotonda perché non sai perché fanno tante rotonde, lo sai? Perché non ci vuole la parte europea, no? Perché è formata. Vedi che si scoprono sempre delle cose. No, dunque, non è santo di dire ascolti. Tu devi generare e collegare alla potenza possibile di quella gente. Cosa possiamo fare insieme, non di cosa ti lamenti, no, non finisce mai. E l'elenco, il cahier de doléances, come si dice in francese, di tutti i disastri che tu racconti, sono tutti buoni. E dopo poi cosa fai apparire dopo il cahier de doléances? L'insieme degli obiettivi, tutte le frasi: aumentare il PIL, aumentare il lavoro, il disoccupato, ognuno dice la sua. Per cui allora uno proprio di sinistra si dice disoccupati, quell'altro invece si dice, come si chiama lì quello della Fiat? Marchionne, allora un pochino più di destra, tutte chiacchiere.
Dov'è la politica quotidiana della trasformazione secondo le proprie possibilità del mondo? Insisto a dire che la gente ha bisogno di sentirsi vivere oltre che di mangiare. E questa, ci diceva con lei, è la ragione per cui una quantità di giovani bestiali ha bisogno di sentirsi, e dove realizza questa volontà, non dico neanche identitaria, che è una brutta cosa, ma di dignità, e in tutte quelle pippe che fanno su infatti volevo... Finisco la teoria dei sistemi e poi certo. mi fa la domanda. E dice: per ridurre la complessità dell'ambiente sociale occorre complessificare il sistema. E cioè all'interno, cosa vuol dire complessificare? Vuol dire aumentare la capacità selettiva del sistema. Cosa vuol dire che deve aumentare la capacità selettiva del sistema politico? Che molta più gente deve mettersi a fare politica, non nel senso di andare in lista o andare in Parlamento e iscriversi ai partiti, ma di prendersi la cosa pubblica in carico all'interno delle sue possibilità. Cosa vuol dire, ad esempio, aumentare, al contrario della sciocchezza che dicono, la semplificazione della burocrazia? È facile da dirsi, ma non si deve semplificare la burocrazia, bisogna complessificarla. Cosa vuol dire complessificare la burocrazia? Aumentare la capacità selettiva, cioè mettere intelligenza nella burocrazia. Cose che si sentono dire, perché è tutto automatico nella burocrazia, tutto meccanico e quindi ingiusto. E aumentare l'intelligenza, la burocrazia è sempre vissuta come una cosa grigia, ma la burocrazia è indispensabile in una società complessa e aumenterà sempre di più la burocrazia. Non è inventarsi uno sportello con 300 milioni di persone che hanno dei bisogni, ma introdurre selettività vuol dire aumentare la capacità di scegliere. Quindi l'intelligenza introdotta nella burocrazia è una forma di complessificazione del sistema che riduce la complessità degli ambienti. Ad esempio come si chiamano, gli studi di settore, anche la tassazione, anche la famosa abolenda, quelli che portano dei soldi. Io ormai sono vecchio, non mi ricordo più i nomi. Ma no, non sei vecchio, ma sì, hai tante cose in mente. Vuole abolire Renzi, quella che poi ti chiede i soldi, le finali a casa, come dire. Equitalia, non mi veniva Equitalia. Sì, Equitalia, non mi fa le battute. Beh, insomma, hai fatto bene a dimenticarti questo nome. Aumentare la selettività dell'Equitalia vuol dire introdurre intelligenza dell'Equitalia, che deve essere in grado di scegliere. Così come deve introdurre intelligenza dentro la burocrazia, deve introdurre capacità selettiva dentro il sistema politico. Molti più cittadini, come si diceva prima, devono dare una quota del loro tempo, della loro intelligenza, della loro capacità di auto-organizzazione, di autonomia. E cosa deve fare un partito a questo punto? Questo, sviluppare la potenza sociale, coordinarla. Io sono qua per aiutarci a sviluppare società. Dopo che mi fai la domanda, vi annuncio una piccola cosa. Giustamente Wittgenstein, che non era male, dice che una proposizione di cui non si può fare alcun esempio è una proposizione senza senso, una frase di cui non sei in grado di fare un esempio è una frase senza senso. Provo a fare 3 esempi dopo di quello che dico, dopo che ho risposto alla tua domanda. Ti faccio una domanda io. Nel 94 tu hai fatto Iperbole a Bologna, quindi nella rete ci credi e ne parlavamo anche prima. Una start-up e un algoritmo potrebbe risolvere tutto quello che hai detto tu, secondo te? O la componente umana è ancora indispensabile? Tu hai citato l'unica cosa che ho fatto bene nella mia vita, troppo presto, diciamo così. Ma lo spieghiamo cosa hai fatto, perché lo spieghiamo che loro non lo sanno. Nel 94 ha proposto a Bologna il wifi come assessore, il wifi nel 94 gratuito, perché aveva capito l'importanza della rete, l'importanza di quello che poteva proporre e sviluppare. Se mi date un minuto, perché ha senso con quello che dicevo, era sulla base della teoria dei sistemi aperti, che quando il Cineca, che è il consorzio dell'Università del Nord, si è collegato a Parigi con Cavo, che si è collegato a New York, quindi c'era la possibilità di accedere a internet, era per me caccio sui maccheroni, perché la rete metteva formalmente, almeno in via di principio, a disposizione per tutti la capacità di auto-organizzazione, di comunicare, di informare, autoinformarsi, segnalare se stessi, eccetera. Poi, voglio farla veloce anche questa, adesso mi piace chiamare la rete con un nome greco, che è farmacon, che ha un doppio senso, sia rimedio che veleno. La rete al 90% adesso è veleno,
piena di schifezze, non voglio fare l'elenco delle Ecco, volevo chiederti proprio questo, quando si dice, magari al telegiornale, la rete ha detto, è diventato fondamentale il parere della rete, ma questa vorrei è che una tu spiegassi appunto... una delle non poche stronzate di Beppe Grillo, il quale, poveretto, o furbamente, segnala al mondo la rete come un soggetto autonomo, cioè come qualche cosa che in sé è buono. Dicevamo che 30 idioti che scrivono in rete sono 30 idioti che scrivono in rete, non è la rete. La rete è un mondo che puoi occupare come l'orto. Se non coltivi pomodori, non è che l'orto ti dà da mangiare, è che ci metti i pomodori. Allora l'uso della rete è fondamentale. Ci sono certi anche usi laterali, anche di divertimento, io non voglio fare il Savonarola, ma è chiaro una cosa anche interessante, che se la politica capisse che l'anonimizzazione dei giovani, ma in generale dei cittadini, prodotti dalla politica, che non se ne occupa nel senso che dicevo io, non perché dice vieni qua ragazzo che ci penso io, quelli sono i preti, anche i peggiori sappiamo, ma la rete in un altro senso, perché i giovani vogliono sentirsi vivere e magari lo fanno fotografando il pollo che mandano alla cugina del ristorante o una serie di stronzate, gli haters, tutto quello che è la robaccia lì, ma capisci nella causa, uno non può nella società contemporanea essere solo uno che mangia e beve, ha bisogno di sentirsi vivere, ha bisogno della sua dignità nelle forme che l'attuale modernità ti offre, e ad esempio un minimo di visibilità nella comunità, minimo, la vuoi. Peraltro non è che la modernità, perché lo dicevamo in macchina con lei, mancano i ruoli, non ci sono più i ruoli. Nel piccolo villaggio medievale a livello tecnologico 0,1 il maniscalco, il barbiere, il panettiere avevano un ruolo, erano riconosciuti. Cioè questo processo lo puoi invertire offrendo occasioni di sentirsi vivi, di poter dire la penso così, non importa che tu abbia ragione. E adesso vi faccio i 3 esempi per dire cosa intendo, se no rimane chiacchiere. Beh, tornando al potere, prima hai citato il potere e... Non me li vuoi far fare. No, vai. No, mi hai detto che potevo intervenire. Assolutamente sì, ma stavo scherzando. Così hai il tempo di prendere un po' d'acqua. Allora, prima hai parlato appunto del potere, a me è venuto in mente, non so se questo lo possiamo tradurre come un concetto filosofico, Andreotti diceva che il potere logora chi non ce l'ha. Quindi questo lo possiamo tradurre come un concetto filosofico o c'è una dietrologia dietro questa frase detta da Andreotti, che comunque era una mente brillantissima? Ho capito. A parte le battutacce, parliamo cos'è potere. Il comando non è potere. Perché si dice monarchia, autarchia, oligarchia, anarchia, poliarchia e si dice democrazia? Com'è che i greci non hanno detto demoarchia? Archein in greco è comandare. Il kratos in greco è un potere effettivo, reale, concreto di trasformazione. Non hanno mai osato neanche trasformare la democrazia in demoarchia, perché non si pensa neanche. È il passaggio dall'archia al kratos che è la sfida dell'oggi. Perché? Perché un conto è il potere di comando, ma se il potere di comando è inefficace, cosa comandi? Come dicono i francesi, c'è la panache del comando, il pennacchietto del comando. Quando quel tesoro di Luigi Bersani, anche mio caro amico, a proposito del famoso decisionismo, un altro dei miti folli di questo decide la lenzuolata su 3 settori di privatizzazione, cioè i tassisti che scioperano a Roma e a Linate, i farmacisti che se ne fregano per le cose da banco, i notai che si sono messi a ridere perché non era stata preparata la decisione, perché la società deve crescere assieme alle decisioni legislative e soprattutto perché la legislazione è la cornice, bisogna dipingere il quadro. È così difficile capire che l'integrazione, tu certo che con una cornice sbagliata non la favorisci e con una giusta ma non la realizzi con la cornice. L'integrazione è un lavoro quotidiano della politica e della politica anche dei cittadini, non della politica partito, eccetera, eccetera, eccetera. Ad esempio, dico bene? Quindi io ho fatto l'esempio che dal mio punto di vista la crisi della politica, quale noi la conosciamo in Occidente, ma soprattutto in Italia,
anche perché poi in Italia, anche lì un'altra parentesi veloce, quando gli americani dicono right or wrong is my country, loro dicono giusto o sbagliato è il mio paese. Cos'è giusto o sbagliato? Il governo. Il governo può essere giusto o sbagliato, ma questo è il mio paese, che vuol dire un'altra cosa, che lo Stato non è il governo e io le tasse le pago allo Stato. Gli americani si lamentano anche loro se gli cresci le tasse, ma le pagano le tasse. Puoi lamentare, puoi lamentarsi per il tax raising, come si dice, ma lo Stato lo paga. In Italia, perché non c'è cultura tradizionale per mille ragioni che non abbiamo tempo qua, civica, diciamo, lo Stato è il governo. Se mi fotte il governo, io voglio fottere il governo, mi vendico sul governo che non fa abbastanza, e invece le tasse le paghi allo Stato per le funzioni statuali, se sono dirette naturalmente dall'apparato governativo. Questo è un esempio. E dunque, a maggior ragione, in Italia, dicevamo, il potere è logora chi non ce l'ha, il senso che ha detto Andreotti, ritorno a questo, che lui il potere l'ha tenuto in mano per oltre 50 anni. Adesso, se torniamo all'attualità, anche le ragazze lograno chi non ce l'hanno. Beh, questo è un altro argomento. Se lui è interessato al potere, non ce l'ha, anche la birra logora chi ha sete che non ce l'ha. È una stronzata, non so cosa devo dire. Il potere logora chi non ce l'ha. A me io non ho potere, non mi logora per niente. Se è interessato, andrò tutta la vita disperatamente al potere comando, perché il potere comando è che qualcuno ti obbedisce, e se è una sua patologia che lo logora. A te ti logora il potere che non hai? E allora che cosa vuol dire? Non voglio neanche commentare. Però magari nel contesto in cui l'ha detto, una sciocchezza. L'importante di Andreotti, che è molto intelligente, dice adesso stronzate. E invece mi interessa sottolineare il tema di potere e potenza. La potenza apre, il potere blocca, la potenza è apertura di possibilità. Paradossalmente le società, diciamo, oltre alla cortina di ferro prima dell'89, avevano un enorme potere e pochissima potenza, tanto è vero che non realizzavano quasi niente, sono andati in crisi totalmente con l'eccesso di potere. Bene, gli esempi di questo modo, anzi l'anticipo così: il mio sogno infantile, che non è una società in cui convivono 4 modalità della democrazia. L'inevitabile democrazia delegata, che devi per forza, a livello legislativo inevitabilmente, una democrazia anche diretta, parte di democrazia diretta, referendum e cose simili, fatti bene naturalmente, democrazia partecipata, come si dice, cioè partecipazione alle deliberazioni, e soprattutto democrazia cooperativa o collaborativa, con corpi intermedi che vanno a ricercare, diffondere, sviluppare, riconoscere l'enorme potenziale sociale che c'è nella società e non mai interrogato. Fra l'altro già oggi di fatto c'è una quantità di esperienze meravigliose in Italia, che vanno dal volontariato alle organizzazioni, anche centri sociali. A Bologna c'è un centro sociale strepitoso, il Labà, che fa, diciamo, welfare sostitutivo, gratis, e lo vogliono cacciare via da lì. Questo è interessante, già cosa c'è? Sviluppare quello che c'è, chiedere quello che ci può essere e far sentire la gente viva, non solo una volta a 5 anni fare uno scarabocchino, anche quelli che dicono non ti do il voto. Nel mio piccolo sono più antipatici gli esempi personali, ma io sono un gran fighetto, per cui non ho mai fatto campagna elettorale. Io sono andato, un po' mi conoscevano per la storia dell'università, e sono andato in comune. Io a me telefonare a uno dei senti, vota per me, non sono capace, è giusto, bisogna farlo, ma io non lo facevo. Ogni tanto arrivava qualcuno e diceva: sa che io voto per lei? Io dicevo: mi ringrazi. Siccome mi ringrazi? Beh, certo, mi ringrazio, scusi, io vado adesso in consiglio comunale e prendo allora 50.000 lire alla settimana tassate, cioè 36, lavoro per lei, la devo ringraziare io? Non mi ringrazi lei. Ah, forse lei pensa che io vado a fare gli interessi miei, va, allora perché mi vota? Anche questo schema di subalternità cittadina, io veramente andate, non si dice così, andate a farvi fottere, l'ho detto a 300 cittadini una volta alla sala di notaia. Ma cosa volete? Ma cosa pretendete? Perché siete nati lì e fate un segnino una volta ogni tanto? Beh, mi dovete aiutare ad aiutarvi, come si dicevano, aiutati che Dio ti aiuta. E arrivo finalmente agli esempi, perché sennò... E poi chiuderei, poi sentiamo delle domande, non voglio fare troppo lunga. Diciamo così, li chiamo così: esempio minimo, minimalista, esempio medio ed esempio alto, diciamo così, per dire cosa intendo io per una democrazia cooperativa, corpi intermedi che lavorano su basi cooperative e non su basi rappresentative. Io vado a giocare a carte
in una specie di bocciofila di vecchi proprio antipaticissimi, anche ci vado proprio tanto mi sono antipatici. No, a Mulino Parisi, no, ma comunque sì, ma io vado a giocare. E questi qua che non ne frega niente, poi sono avari, le hanno tutte, tuttavia una deussa hanno avuto di tassarsi di 5 euro al giorno, 5 alla sera, vanno a fare la spesa di roba buona, si fanno da mangiare fra di loro, mangiano della roba e stanno in compagnia, non gli frega niente del mondo. Bene, il nuovo politico, secondo il modello diciamo cooperativo, va da questi e gli dice bravi. Il solo dire bravi li fa emergere dal privato al pubblico, perché hanno un riconoscimento sociale, infatti che sono fatti loro fra l'altro. Secondo step, perché non andiamo in altri centri di anziani a vedere, a proporre questa cosa che è carina, costa poco, ti senti già cooperativo, loro collaborativo, non hai bisogno di fare l'offerta politica che sei più fico te. Livello minimale questo, non è che risolve i problemi dell'Italia naturalmente, intanto quella piccolina è un modellino. Secondo, Università di Bologna, 100.000 studenti, un potenziale di intelligenza strepitoso. Nel caso specifico di Bologna, Zangheri, che è una brava persona, un pessimo sindaco, lasciatemelo dire, li mandò a fanculo nel 77 temendo che ci fossero i brigatisti rossi in mezzo. Certo, c'erano delle frange, ma c'è una grande intelligenza politica nel 77, tant'è vero, le due grandi parole su cui faremo un'altra volta la conferenza, autovalorizzazione e autonomia, sono l'analisi del moderno. Autonomia, autovalorizzazione vuol dire il mondo è politeista, non c'è più un centro, infatti se uno si immagina la rivoluzione fa ridere, cosa attacchi, dov'è il palazzo d'inverno, dove vai a sparare, Bene, un'idea politeista della società è una necessità di autovalorizzare se stessi, non solo in attesa del sole, dell'avvenire inarrivabile, ma intanto, e far politica è già una forma di autovalorizzazione, eccetera, eccetera. Benissimo, costerà 50.000 euro un cartellone, mi vuoi fare partito simpatico 10 premi da 5.000 euro l'uno sui temi della città, che si diceva prima, cultura, innovazione, integrazione, tu mobiliti migliaia di studenti che non hanno una lira, si mettono insieme, si vedono la sera, viene fuori una quantità di progetti straordinari, qualora non venissero fuori neanche quelli su cui ci può scommettere veramente la vita, tu hai già mobilitato un settore flourishing, come dicono gli americani, fiorente, si sentono convocati, che hanno delle idee, gli hanno chiesto dei pareri e li premi anche se vengono bene. Ecco come muovi politicamente, non solo i bisogni di 100.000 studenti, ma la loro potenza. Ma questo è un male quasi esclusivamente italiano, perché all'estero, Germania, Inghilterra, eccetera, la meritocrazia... Non è solo la guardate, allora, una cattiveria, faccio un solo nome, non mi piace fare i nomi, un solo nome. In regione abbiamo votato 2 anni fa il 36%, 37%, si votava al 90%. La nostra vice presidente della regione, non la nomino neanche perché mi irrita solo nominarla, ha detto, perché lei è anche presidentessa di una cosa di politologi, si sente simpatica? Ma dice, ma nelle società moderne si vota in pochi, non ha importanza questo, intanto abbiamo vinto. È curioso che lei è una politologa, perché gli ricorderei che è vero che negli Stati Uniti per il presidente votano il 50%, guarda un po' alle elezioni scolastiche votano per il 92%, ci sono gli ex alumni che regolano dei processi universitari con borse di studio, seguono la ricerca, eccetera, ci sono associazioni di difesa del consumatore fortissime, nel Midwest ci sono comunità che affiancano i delegati per occuparsi di turismo, di ambiente, ci sono una quantità di corpi intermedi negli Stati Uniti, sempre meno per la crisi, ma questa sarà la storia degli Stati Uniti, dove i partiti contano veramente poco, ma ci sono altri corpi intermedi. I partiti vengono fuori nelle conventions, se no non sai neanche i nomi. Allora, cosa vuol dire? Una regione che votava al 90% vota al 37%, tu dici cosa mi importa, abbiamo vinto. È una roba scandalosa. Ultimo esempio, alto. Non c'è alcuno in Italia che non sostenga bellamente, con grande compiacimento, che il sistema, l'enorme complessità, pletoricità, contraddittorietà del sistema giuridico italiano è un blocco non solo alla giustizia ma anche addirittura all'economia. Bene, ve lo faccio in termini di... Io sono il Presidente del Consiglio, questo è il mio Ministro dell'Università, convoco tutti i rettori delle università italiane pubbliche, se vogliono venire quelli dei privati, grazie, e gli dico quanti dipartimenti giuridici avete, cari ragazzi? Qualche centinaio. Quanti giuristi avete detto? Qualche decina di migliaia. Questo è il patacone
diritto privato, pubblico, penale, amministrativo, internazionale. Vi prendete 20 pagine a testa e fra un anno mi dite cosa non va lì dentro, solo in termini di contraddittorietà, ripetitività, pletoricità, eccetera. Cosa succede alla fine di un anno? Che tu non hai solo un issue, come si dice, un risultato tecnico di un'istruttoria fantastica su cui naturalmente interviene il legislatore, ma tu hai mobilitato un corpo intermedio decisivo come l'università in senso democratico e civico. È anche un esempio, non insegno solo ai ragazzi, ma quello che posso lo do anche, diciamo, alla comunità in termini di competenze. Non è la commissione di Napolitano con i 10 saggi, che può essere più o meno interessante, ma una cosa isolata. È l'intero sistema universitario, giuridico italiano che partecipa alla crescita della vita sociale. E invece cosa ci aspettiamo? Che Calderoli faccia la puttanata di bruciare finte leggi davanti a un calderone, oppure che un tecnico del ministero venga fuori e risolva un patacone così di leggi? Ma detto questo, il Movimento 5 Stelle, adesso visto che stiamo parlando di politica... Sì, e visto appunto che ormai abbiamo preso una certa deriva, dove andiamo... No, ma io ho fatto degli esempi, scusate, io parlo di modelli, Ho fatto un solo nome, anzi non ho fatto neanche quel nome. Facciamo nomi e cognomi. No, non mi piace, non è una cosa, non me lo... Sì, avrei un mucchio di nomi e cognomi da fare, ma non ne faccio neanche uno. Partiamo con un nome, insomma, internazionale. Cosa ne pensi della politica di Donald Trump? Ti piace? Aspetta che gli chiedo una cosa, se no mi dimentico come lui da 3. A occhio cosa dici tu? No, mi piace sapere quello che pensi tu. No, rispetto a tutto quello che hai detto, il Movimento 5 Stelle secondo te dove sbaglia allora? Visto che prima hai detto che secondo te qualche... Il Movimento 5 Stelle è partito anche con uno cose vale uno posizioni. e più o meno quello no, a che parte tutta la democrazia interna, tutto... no. Però, vorrei occuparmi di un aspetto, che è quello, il primo Movimento 5 Stelle, al di là della mitizzazione della rete, di quella roba lì, però il modellino, se vi ricordate, quando Grillo attraversò a nuoto come Mao lo stretto di Messina, arrivò in Sicilia e disse: bisogna che vi date da fare anche voi, cari ragazzi. Poi ha abbandonato completamente questa cosa, tant'è vero che il Movimento 5 Stelle non ha nessuna constituency, come si dice, c'ha sì i votanti, ma non riesce neanche a trovare degli assessori. Quella famosa disegnino di Roma, tutta verde 5 Stelle con solo il centro e Parioli rosso, ma lì è tutta gente che ha votato, ma non sa neanche, non ha mai visto uno dei 5 Stelle, votato per ragioni, adesso non vogliamo fare troppo lungo, e non c'è più società, non c'è più politica. I 5 Stelle hanno l'idea che il territorio sia al metro quadro dove mettono un gazebo. Il territorio è il territorio sociale, è una cosa enormemente complessa, non il gazebo, e si sono parlamentarizzati in maniera anche abbastanza intelligente, sono espertissimi di regolamenti parlamentari, di leggi, di pippe, sono bravini e non hanno dietro nessuno, non c'è più nessuno che ha dietro nessuno. Tant'è vero che la volatilità del voto è legato anche a questo, identificazioni televisive, parole d'ordine, chiacchiere, cerchiamo il carisma a proposito, o carisma. Ma potrebbe essere un primo step, o potrebbe essere che arriva qualcuno che, tirando via i difetti di questo sistema 5 Stelle, potrebbero incanalare tutto quello che hai detto tu, i 3 punti, eccetera. Quindi un algoritmo ci salverà o no, secondo te? No, gli algoritmi servono alla finanza, fondamentalmente. Io sono un mio amico bravissimo negli algoritmi, che è un filosofo matematico che in un anno e mezzo da 20.000 euro ha fatto 1,4 milioni per conto suo, inventandosi delle cose, però sono suoi, non c'è. Però è un ragazzo fantasma, è un caso. No, non sono algoritmi, secondo me. Il discorso è proprio, diciamo così, io credo che la democrazia sia sperimentazione di potenza, non è solo deduzione da principi, no? Perché ormai noi viviamo in un mondo di matti, perché allora sembra che votare sia la democrazia. Ora, è chiaro che un luogo in cui non si vota non è democratico, ma non è che un luogo dove si vota è democratico. Hitler è stato eletto regolarmente, così Mussolini, così Saddam Hussein e ultimamente Erdogan. Vi sembra la Turchia un paese democratico perché hanno votato democraticamente? Naturalmente nel gioco orribile dei poteri internazionali, quando alle 3:30 di quel giorno si è visto che stava fallendo il coup d'état, il primo Obama e poi la Merkel hanno detto: noi siamo dalla parte del potere legittimamente. Se riusciva, stai tranquillo che erano dalla parte di quegli altri. D'altronde non voglio fare il furbo, queste sono cose al di sopra delle mie possibilità di riflessione. Sulla politica internazionale, la geopolitica è talmente complessa che non mi permetto di dire, come dire, noto come posso dire, dei paradossi, ma non avrei nessuna proposta.
Per quello che riguarda invece quella che si chiama, finisco con questa battuta, poi magari rispondo all'ultima domanda, ci sono anche in termini etimologici due modi di interpretare la partecipazione. A me piace proprio farla alla latina, partem capere. Io prendo una parte di mondo e la trasformo. Questo teatro, quando fate queste cose qua, quel pezzettino di quartiere, quel pezzettino di giardino, anche dire le cose più banali, quanto ci vorrà all'amministrazione perché capisca che in quella piazzetta ci potrebbe essere una piccola giostrina per i bambini? 10 anni, 12, non lo so. Quanto costa che ci tassiamo 20 euro a famiglia attorno ai bambini, invece di fargli 2 chilometri facciamo una giostrina lì? 20 euro, risparmi tutti i soldi dell'autobus. Ma questo tipo di impostazione va attivata, a parte che già la società dimostra e segnala questa volta, quando cominciano a spassare un po' a Roma, no, davanti e vuol dire ma facciamo qualcosa. Dicevo a lei che disse appunto, forse l'ho già detto qua, non lo so, che disse in televisione un anno fa, dissi che se a Roma vinceva Dio ci metteva 10 anni, Dio. Dopodiché finisco con l'ultimo dei paradossi, vi dico cosa farei io se fossi a Roma, che dice Bonaghi è un idiota, dice che Dio non ci fa ma lui no, vedete che è un paradosso. Prendo i 15-20 migliori di Roma su ogni settore e assieme alla Raggi dico cari cittadini non ce la facciamo e noi siamo i migliori e non può arrivare il peggiore a dire no invece ce la faccio io. Ma partire dall'impotenza è necessario dal punto di vista analitico. Devi ricostruire cose che non conosci. I partiti sono nati in quel modo lì, rappresentare la classe operaria, certo, la classe media, facile capire cosa vuol dire rappresentare. Dunque è un invito, cioè il senso poi del mio intervento, la parte finale del mio intervento è questo. Ci rendiamo conto ragazzi che non funziona più così? Se ve la volete poi raccontare, sperate, ma come diceva Monizelli, citato prima con te, la speranza mi fa orrore ed è una trappola, e il mio più amato filosofo di tutti i tempi che si chiamava Baugo Spinoza dice la speranza non è una virtù della ragione. Con questo vi saluto, se vuoi fare una domanda la faccio. No, volevo chiedere se qualcuno tra il pubblico ha qualche domanda, qualche curiosità, approfittatene. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Nessuna curiosità di nessun tipo? Ho fortuna che deve essere stimolante. Stimolante. O forse hai detto già tutto, poi i nomi e cognomi non li vuoi fare? No, invece io apprezzo se qualcuno mi dice che cazzo stai dicendo. Cioè, cosa hai detto? Non ti cavolate. Io volevo chiederti una cosa sul fiume, visto che è l'argomento che abbiamo toccato all'inizio. Io abito qua, sono nato qua, eccetera. Vedo che il fiume mi domina. Io ho fatto anche un documentario che si chiama E lento scorre. Lo vedi che tu come entità, come una cosa viva, che non è... Sì, esatto. Prima l'aveva sfiorato l'argomento... Se fossi un letterato non lo sono. Sappiamo tutti che sul fiume è emersa una quantità di letteratura straordinaria. È chiaro che il fiume ha una magia che è anche di là in qualche modo del mare, perché fra l'altro il mare non è mai prossimo, non è mai amico in qualche modo, ma anche se di vicino. Il fiume ha questa caratteristica di prossimità e di amicizia, è veramente Old Man River, come dicevano, no? E quindi ha un fascino enorme anche per me, che Bologna era pieno di fiumi, adesso non ce n'è più neanche uno, sono tutti sotterranei, ma le città nascevano sui fiumi anche per la meraviglia di esperienza esistenziale del fiume. E detto questo, l'aveva sfiorato prima Alessandra, e l'avevamo sentito anche con un altro ragazzo filosofo della zona. Perché molto spesso uno, quando decide di suicidarsi nei nostri posti, si butta a Po? Decide di suicidarsi nel fiume. È un ritorno... Per un suicidio amichevole, a sweet suicide, dolce, con un amico. Ah, dici che è proprio... Penso, ma non che ha fatto di cioè, l'interpretazione dell'altro amico diceva sì, si ritorna alla natura e si ritorna... Ma qualcosa di simile, che si impatacchi sul selciato è più violento, però è una risposta, chiunque ti può dare la sua risposta e vale come la mia. Grazie. Il dolce scorrere della notte, grazie al professor Bonaga, grazie a voi di essere intervenuti.